Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Ieri a Trieste, al meeting nazionale organizzato dalle Vingerud Muggia, Agostino Nicosia, Malignani Libertas, abbatte finalmente il muro del minuto 50 sugli 800, vincendo la prova con il tempo di 1:49,91 davanti al compagno di squadra Matteo Spanu, 1 minuto e 52 netti che per l'occasione gli ha fatto da lepre. 15 giorni fa al Silver Meeting di Bergamo Nicosia aveva colto un buon terzo posto sulla distanza in 1:50,19 e aveva aggiornato il suo vecchio personale di 1:50,45 fatto a Gavardo nel 2016. In quel meeting bergamasco, da segnalare la bella doppietta dei nostri ragazzi sui 1500, vinti da Matteo Spanu in 3:49,06 davanti a Jacopo De Marchi, Trieste Atletica, secondo in 3:50,84. Ritornando a Trieste, gli 800 metri donne non sono stati da meno di quelli maschili, con Giada Stanissa, Cus Trieste, che vince in 2:9,53 davanti a una sempre più sorprendente Francesca Menotti, Libertas Friul Palmanova, che chiude in 2:10,57. Ottimo il martello donne con Isabella Martinis, Malignani Libertas, ancora in progresso stagionale, 52,16 m, e Maddalena Rumiz, Cus Trieste, che finalmente centra il minimo con 44,48 m ed entra nella top 10 promesse. Con il Trieste al burundiano Ira Baruta e all'azzurra Epis. 209 uomini e 70 donne ieri hanno risposto al richiamo della Cori Trieste, storica corsa podistica di 10 km che la Promo Run di Michele Gamba organizza da 18 anni animando il centro di Trieste. A tagliare per primi il traguardo sono stati il burundiano Oliver Ira Baruta, vecchia conoscenza delle nostre gare, tesserato Quercia Trentin Grana di Trento, che ha concluso in 29,12, e l'azzurra Giovanna Epis, carabinieri, prima tra le donne in 33 netti. Sono entrambi con le valigie pronte per correre la maratona ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Partiti da Piazza Unità d'Italia, i partecipanti, dopo aver attraversato le rive, hanno raggiunto il Porto Vecchio e proseguito per invertire poi il senso di marcia e ritornare al punto di partenza. 2 giri di 5 km che hanno dato il successo al burundiano, che si è liberato del nostro Italo Quazzola, Atletica Casone Noceto, buon secondo in 29,22 e pronto per l'impegno di Coppa Europa sui 10.000 metri del prossimo giugno. Terza piazza per Marco Giudici, Sport Project, in 29,45. 11° posto il primo atleta regionale Giuseppe Puntel, Sportiamo, in 33,35. La Epis dal canto suo ha letteralmente polverizzato la concorrenza correndo a ritmo maschile, è risultata ottava assoluta, per arrivare al nuovo primato personale sulla distanza a soli 8 secondi dalla miglior prestazione italiana dell'anno di Sofia Yaremchuk. Un esame preolimpico, il suo, pienamente superato. La Epis ha rifilato 4 minuti e 10 alla seconda, Teresa Montrone, Alter Atletica Locorotondo, bronzo per Chiara Pianeta, Team KM Sport in 37,13 e prima delle nostre Tamara Giorgi, Trieste Atletica, quarta in 40,16. Sacile viene spesso citata come la piccola Venezia oppure giardino della Serenissima e domenica scorsa ha accolto oltre 600 runner per la disputa dell'omonimo trofeo. Da Piazza del Popolo è partita e si è conclusa una kermesse che non si è fatta mancare nulla. Mattinata splendida e baciata dal sole, pubblico che si ricomincia a vedere, organizzazione ineccepibile. Aria di festa insomma con il sindaco Carlo Spagnol e il suo vice Alessandro Gasparotto visibilmente soddisfatti di tale successo, come il presidente della FIDAL Pordenone Ezio Rover e il vicepresidente vicario della federazione regionale Lucio Poletto. La gara era anche valida come terza prova di Coppa Pordenone, Gran Premio Oro Gildo. E allora andiamo a vedere la situazione a punti, individuale e di società, che si è venuta a creare dopo questo appuntamento, cominciando dalle donne. Juniores, Giulia Pessot, Bruniera Friulintagli comanda la categoria con 46 punti. La insegue la compagna di squadra Irene Canzian con 40 punti. Promesse Seniores. Veronica Molaro, Atletica Buia, ha preso il volo e guida la classifica con 80 punti. 12 in più di Caterina Crosilla, GP Livenza Sacile. F35, Sara Piccinato, podisti Cordenons, è salita in cima alla classifica e conduce con 79 punti, a un margine di sole 3 lunghezze su Claudia Fioriti dell'Atletica Buia.
F40, Irene Palazzi, ha già messo in cascina 95 punti. Bottino rassicurante perché Anna Ghiraldi dell'Atletica San Martini è 21 punti indietro. F45, Lucrezia Salvi, GP Livenza Sacile, viaggia spedita con 93 punti. Alle sue spalle Tiziana Filippi, Chiella, Atletica Dolomiti Friulane, a 63 e dovrà difendersi da Yvette Moro Piazzon, Azzano Runner, che ne ha 62. F50, Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli, incrementa con 87 punti il suo vantaggio sulle compagne di squadra Laura Castellani, 78, e Monia Cappelli, 76. F55, Marilena Dallanese, Atletica Aviano, fattrice di vittorie e di punti, 99. Difficile pensare che Federica Camilot, Carducci Pordenone, che di punti ne ha 68, possa ribaltare un verdetto che sembra già scritto. F60, grazie a Bracchetti e al Mico Corse a 66 punti e una marcia in più. Liliana Pessot, Liberta Sporzia, ne ha 56, ma la rimonta appare difficile. F65, anche Maria Teresa Andreos, Azzano Runner, con 3 successi e 69 punti racimolati in una botte di ferro. Irene Sanna, GP Livenza Sacile, la segue a distanza con 60 punti. E siamo al settore maschile. Juniores, Alessandro Gasparotto, Bruniera Friuli Intagli con 45 punti e davanti a Gabriel Marco De Bortoli, Atletica Aviano, che ne ha 41. Promesse Seniores, viaggia spedito Paolo Sacilotto, Atletica Leone San Marco, con i suoi 184 punti. Hermes Capovilla, Bruniera Friuli Intagli, con i suoi 136 punti e lontano. M35, Atletica Leone San Marco sugli scuri, con Mattia Rizzo che comanda con 183 punti. Il più vicino a lui è Daniele Virgolini al Mico Corse con 154 punti. M40, Simone Minetto, Runner Club Aggredire, a 147 punti e 15 di vantaggio su Francesco Galet, Atletica Aviano. M45 e Gianluca Turchetto, Atletica Leone San Marco, a condurre con 165 punti. Massimiliano Zanchetta, GP Livenza Sacile, lo incalza con 157. M50, saldamente in pugno a Cristian Turolo, Athletic Club Apicilia, con 189 punti. La classifica pone al secondo posto Ovidiu Florin Silea dell'Atletica Buia con 143. M55, Massimiliano Zat, GP Livenza Sacile, è sempre sul podio e la costanza lo paga e lo premia con 172 punti. Thierry Chiesulin ed il Marquez Sandrini segue con 148 punti. M60, Tiziano Savorgnani, Atletica 2000 e Claudio Martin, podisti Cordenons, viaggiano appaiati a 124 punti. Le prossime prove ci diranno chi la spunterà. M65, Giuliano Poser senza rivali. L'atleta del GP Livenza Sacile viaggia veloce e vincente, con 135 punti mette un'ipoteca sul successo finale. Roberto Tabacchi, Bruniera Friuli Intagli, segue in battistrada con 116 punti. M70, Brunello Pagavino, gli Almico Corse, è in testa con 120 punti, ma i giochi sono aperti. Flavio Tommasini, Atletica San Martino con 117 e Oddo Salvadego, Bruniera Friuli Intagli con 116, lo hanno nel mirino. M75, Delfino Zuin, Atletica San Martino, conduce con 131 punti, ma non può distrarsi. Giuseppe Violin, podisti Cordenons, ne ha soltanto 4 di meno. Chiudiamo con le società. Nella femminile l'Atletica Bruniera Friuli Intagli allunga decisamente e si porta a 821 punti. L'inseguitrice più vicina è il GP Livenza Sacile con 622 punti e la terza piazza è occupata dai podisti Cordenons con 410. Declinata al maschile, la competizione a squadre può considerarsi già chiusa. Il GP Livenza Sacile dispone di un'armata imbattibile che ha fatto man bassa di punti. 3.821 sono un patrimonio esagerato, dove l'Atletica Leone San Marco con 1.832 punti precede l'Atletica San Martino, terza con 1.795. Superbe prestazioni individuali di Cinca, Munari e Ruzier ai campionati regionali master di Trieste. Il miglior punteggio in assoluto del campionato organizzato la scorsa settimana dall'Atletica Master Trieste è stato ottenuto da Elena Cinca, Bruniera Friuli Intagli, con 1.063 punti, stabilendo il primato italiano dei 3.000 metri di marcia F50
con 16 minuti 26 e 16. Il precedente record di 16:39:31 era della cuneese Adriana Paraninfo. La Cinca ha vinto innumerevoli titoli mondiali, europei e italiani. Va detto che nelle gare master non vince chi fa il miglior tempo o la miglior misura, ma chi realizza il punteggio maggiore. Tra gli uomini il miglior risultato lo ha ottenuto il padovano M65 della Master Trieste Giampaolo Munari con 11,42 m di peso, pari a 951 punti, che fa il paio con 35,48 m di martello, 864 punti. Insegnante di educazione fisica in pensione, Munari è appena arrivato in regione dopo 9 anni in Veneto. Da citare infine Fabio Ruzier, leggendario atleta italo-sloveno, pluricampione mondiale in forza all'atletica Master Trieste, che a 68 anni ha marciato i 3000 metri in un notevole 17, 15 e 30 per 937 punti. E visto che le ripartenze si moltiplicano e si ricomincia a correre ovunque, possiamo farlo anche per una nobile finalità solidale, con Run for Hope. Run for Hope è il primo giro d'Italia podistico a staffette per raccogliere fondi a sostegno di AIRC per la cura dei tumori infantili e AIL. Si sta già correndo in ogni regione d'Italia e naturalmente anche il Friuli Venezia Giulia ha positivamente risposto all'appello. Sabato 22 maggio la prima tappa del percorso regionale è partita da Muggia e si è conclusa a Trieste nella stessa giornata. Grazie anche al sostegno di Trieste Atletica, la città alabardata ha assistito al passaggio del testimone nella suggestiva Piazza Unità d'Italia. Domenica 23 maggio la tappa numero 2 del percorso ha attraversato tutto il golfo triestino fino ad arrivo a Monfalcone, mentre oggi, lunedì 24 maggio, la staffetta da Monfalcone è arrivata a Gorizia. Da qui domani, martedì 25 maggio, partirà la volta di Cividale del Friuli, quindi attraverserà le altre province friulane per concludersi a Trieste domenica 30 maggio. Ecco le altre tappe della staffetta. Quinta tappa Cividale Udine, mercoledì 26 maggio. Sesta tappa Udine-Aviano, giovedì 27 maggio. Settima tappa Aviano-Pordenone, venerdì 28 maggio. Ottava tappa Pordenone-Palmanova, sabato 29 maggio. Nona e conclusiva tappa Palmanova-Trieste, domenica 30 maggio. Determinante è stato, per il passaggio di questa iniziativa in provincia di Udine, l'appoggio della Maratonina Udinese e del Dopolavoro Ferroviario di Udine, che hanno lavorato per studiare il percorso e rendere possibile il passaggio della staffetta. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.